che ha da 1 a 29 crediti, ha un altro 1 di tempo, B riceve il permesso, C deve tornare al suo paese. La lettera A ha un altro anno di tempo. Esatto, questa è A. L'ultima la legge la sintosi. Il permesso di soggiorno con i fungi A dal 2012, B da sempre, C da quest'anno, giusto da 2012. Esatto, quindi la risposta A, va bene? Sì. Ok. Adesso dobbiamo ascoltare, quindi apro il test. It did not finish. It's finished already. Yes, I need to come. Only they say that now it's not 17 again. They say 20 something. And when is our last one? Hmm? Wednesday. On Thursday. I'm not coming on Thursday. That day I didn't know that. I entered one bus. Bus carried me to Chicano. I regret why I came up that day. Hi. Pronti? Vado? Yes, I said in Chicano. Allora, Irina va al I sindacato. was even shouting very hard. I come down. Chicano. I said, the bus supposed to be. Unità 6, pagina 77. Irina va al sindacato. Esempio. Buongiorno, sono in Italia da più di 5 anni e volevo fare La carta di soggiorno di lunga durata, giusto? Sì, Quando scade il tuo permesso di soggiorno? sì, ho fatto un corso qualche anno fa, ma non so se va bene. Ho portato il certificato, eccolo. Vediamo. Mi dispiace, questo non va bene. Perché non va bene? Per chiedere la carta devi avere un attestato di livello A2. E allora cosa devo fare? O fai subito un corso di italiano A2 o facciamo una richiesta per il test della prefettura. Ho un po' paura di fare il test. Forse è meglio se faccio il corso. Non so se fai a tempo. Guarda, facciamo così. Vai al CPIA e chiedi se riesci a fare un corso A2 in pochi mesi. Se non è possibile, chiediamo il test. Ok? Ancora. Adesso lo rimetto, così ascoltare meglio. Non capisco niente. Uno Non ho capito niente. Unità 6, pagina 77. Irina va al sindacato. Esempio. Buongiorno, sono in Italia da più di 5 anni e volevo fare La carta di soggiorno di lunga durata, giusto? Sì, Quando scade il tuo permesso di soggiorno? scade a marzo del prossimo anno, tra 6 mesi. Bene, c'è tempo. Hai fatto un corso di lingua italiana? Sì, ho fatto un corso qualche anno fa, ma non so se va bene. Ho portato il certificato, eccolo. Vediamo. Mi dispiace, questo non va bene. Perché non va bene? Per chiedere la carta devi avere un attestato di livello A2. E allora cosa devo fare? O fai subito un corso di italiano A2 o facciamo una richiesta per il test della prefettura. Ho un po' paura di fare il test. Forse è meglio se faccio il corso. Non so se fai a tempo. Guarda, facciamo così. Vai al CPIA
e chiedi se riesci a fare un corso A2 in pochi mesi. Se non è possibile, chiediamo il test. Andata meglio? Io non ho capito. No? Non ho capito. The last two. Vediamo due The volte. last two is Dobbiamo rifare il test di lunedì prossimo. 2 volte. this one is wrong. He did not do the hard way. And I will mark it E bad. sperare And che then after I tutto click vada again. bene. This is how I feel exam. Vediamo? Quindi l'esempio, Italian language. Nassim aveva finito, Bacari, tocca a te? The number one Allora Bacari, is leggi falso. l'esempio e poi il It's numero not. 1. I said no. Let's do it and see. L'esempio Irina è in Italia da questo anno. Devi leggere attaccato, quest'anno. Esatto. Quest'anno Looking for medicine. il E la permesso risposta è? no, Leggi No. la risposta è no, non è vero. non è vero. Ah. Irina. 1. Il permesso di Irina è scaduto da 6 mesi. No. 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 L'anno prossimo no. No. Ha ragione Bacari, no. No. Non è da 6 mesi, ma scade fra 6 mesi, nel futuro. Ancora non è scaduto. Giusto mettere in mano. Ecco, ricordate bene il significato delle preposizioni. Da, vuol dire che è una cosa già successa, fra, futuro. Ok? Numero 2, mi ricordo che gira così la bid tocca? Sì. La bid. Irina stava facendo un corso di italiano. Risposta? No? No? Attenzione, allora questo sta facendo, che in realtà non si studia questo tempo qua, però ve lo dico io, This is not here. sta facendo vuol dire che il corso ancora c'è, deve continuare ad andare, non è finito, capito? Sta facendo il corso e il corso d'opera, ancora c'è, chiaro? Quindi la differenza è questa, e non è così. Perché lei aveva fatto il corso ma non andava bene, capito? Non è che lo sta facendo adesso, lei ne ha fatto uno, ha portato un pezzo di carta ma non era il livello che serviva, si vede che aveva preso A1, probabilmente, non lo dice, non va bene, vuol dire che è un livello inferiore, sotto, capito? Questa sta facendo a che tempo? Praticamente questo è un gerundio che non si deve fare nella 2, capito? E ti fa capire, ci va sempre davanti, sto mangiando, sta facendo un'azione che avviene nel presente in modo continuativo. Sto mangiando, sto spiegando, sto nuotando, capito? Come invece nel passato abbiamo l'imperfetto, ricordi? Frequentava, c'era un'azione che si ripeteva nel passato, questa nel presente. Sto mangiando, sto spiegando, sto studiando, capito? Lo faccio adesso ma continua, non è che il tatto è finito. Continua nel tempo, ok? Nel tempo presente però. Chiaro? Poi, vai, allora. Cos'altro? Numero 3. Irina ha uno testato di italiano di un livello A2. Sì o no? No. 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 No, questo è il problema. You see? Perché non ci va. The one you can't go. This is how I feel exam. Sonia. Irina può scendere di fare un test di italiano. Sì o no? Sì. Sì. Cosa vuol dire può I chiedere? said, you know. È una cosa che non ha fatto, ma But mom said one side is C and one side is la no. possibilità di farlo. Because I just see her do like this. Non è obbligata, ma se le interessano quelle altre cose per raggiungere quell'obiettivo non conviene farlo. Cioè è necessario. Ok? L'ultima, Mamma tu vai. Irina preferisce fare una corso di italiano. Sì. E
E queste sì, abbiamo capito. Sì. Attenzione, adesso abbiamo una cosa di scrittura, quindi dice test di scrittura, sappiamo questa educazione civica che già abbiamo fatto ed era più importante, quello non mi interessa, questo andiamo avanti. Allora, please, we'll use today to finish all these things. I will manage to come on Wednesday and complete everything. Italiano, Thursday, ti scrive un io messaggio non e ti viene fa a 3 scuola. domande. Aspetta, ora io. Abbiamo finito? Io non viene a scuola. Signore, Signore, stiamo attenti perché non lo faccio io, lo fate voi, Allora, tu dove fai il corso di italiano? Attenzione perché scrivete rispondendo per le domande, quindi la prima cosa che chiede questa ragazza è: tu dove fai il corso di italiano? Che giorni e che orario ha il corso? Come ti trovi? È difficile? Quindi proviamo a dire a voce, non vorrei scriverlo io adesso, magari dopo. Proviamo a dirlo a voce. Insieme e poi Ice cream with shawarma. e vediamo come va. Che dite? Così diventate più autonomi. Allora, chi vuole provare a rispondere alla prima domanda di questa ragazza, di questa amica che chiede informazioni? Ha scritto un messaggio e l'altra persona, quindi voi, insomma, dovete rispondere alle sue domande. Tu dove fai il corso di italiano? Dovete darmi queste informazioni, no? Allora io, quindi rispondete al messaggio, facciamo dei saluti, ciao, eccetera, eccetera, però io I'm not fix myself. più semplice, sarebbe frequente, ma va bene una domanda Io faccio il corso di di italiano, italiano. livello A2, se volete ci potete permettere, livello A2, ok? Si può dire faccio per rispondere al verbo della domanda, ma anche il termine più preciso è frequento, ok? Frequento vuol dire che ancora non l'ho finito però, chiaro? Frequento, oppure ho frequentato se l'ho finito, chiaro? Vi ricordate il passato prossimo? È una cosa del passato finita. Questa è già una risposta alla prima domanda di questa ragazza. Poi l'altra domanda chiede: che giorni e che orario ha il corso? Come le rispondiamo? Il corso? Il corso settimana per Allora, si può mettere anche così: il corso si svolge su 3 giorni. Su 3 giorni si svolge su 3 giorni a settimana, oppure su 3 giorni. 2 punti. Lunedì, mercoledì e giovedì. Virgola. Dalle ore. No, dalle ore. Devi dire 8:30 alle 12:30. alle ore 12:30. Questo perché sì, va bene 4 ore al giorno, però io pensavo di dare un'informazione già più dettagliata, che già le fai sapere se per esempio lo vuoi I fare think you should con write lei, this essay. che deve andare a quell'ora, eccetera. Capito? E questa è l'altra risposta. Poi le ultime 2 che chiede, dice: come ti trovi? È difficile? Io mi trovo abbastanza bene, io mi trovo male, io mi trovo, cioè questo lo sapete voi, mettete quello che volete voi, e poi dite voi se per voi è difficile oppure no, capito? No. Se uno viene sempre e segue, non è poi così difficile a due, vero? Però ci vuole impegno, costanza, l'importante è anche dire sempre, perché uno non segue i pezzi, no? Segue in maniera omogenea e quindi magari c'ha tutto bello chiaro in mente, soprattutto se non ha fatto prima l'altro A1 per esempio. Loro hanno fatto tutti la 1 che già hanno una fase, chi magari è venuto qua già direttamente sulla 2 potrebbe avere qualche difficoltà in più. Chiaro? Dai, provate a scrivere da soli, vi do un po' di tempo.